Allora, torniamo ai nostri punti di risparmio sacrosanti. Punto 8. Confronta le offerte di energia e gas con il portale offerte e se vuoi risparmiare ulteriormente utilizza lavatrice e lavastoviglie solo se a pieno carico. Sì, il portale delle offerte ne avevamo parlato anche sì, nel nostro precedente incontro, è quel portale a cui il consumatore può rivolgersi per confrontare le varie offerte che vi sono sul mercato dei fornitori e delle compagnie elettriche del gas. E quindi valutare un attimo. Magari riuscire a valutare quali siano le offerte migliori presenti insomma, nel mercato, anche se ad oggi, come tutti lo sappiamo, il costo del gas e dell'energia elettrica è schizzato alle stelle, il PUN, il prezzo unico nazionale di riferimento, è comunque variabile e ad oggi le compagnie, non solo anche le compagnie del mercato libero, non hanno più la capacità e la possibilità di offrire all'utente delle offerte a prezzo fisso. Quindi anche queste sono a prezzo variabile, indicizzato. E quindi anche qui c'è abbastanza... Insomma, il periodo è molto critico perché il costo dell'energia, le fatture, le bollette sono veramente lievitate, sono triplicate se non quadruplicate. Noi. Allora, il punto 9 dice che con la legge 3 del 2012 i consumatori e gli altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione procedure per agevolare il risanamento della propria condizione di sovraindebitamento. E mi raccontava appunto fuori onda che di sovraindebitamento tanti soffrono. Sì, moltissimi. Adiconsum è sempre stata molto attenta al problema del sovraindebitamento e dell'usura e dell'accesso al credito dei consumatori. Infatti da oltre 20 anni Adiconsum è l'unica associazione a livello nazionale, con il patrocinio del Ministero delle Finanze e dell'Economia, che si occupa del fondo anti-usura e sovraindebitamento, che è un fondo che è stato istituito con la legge 108 del 1996. Cosa prevede questo fondo? Allora, l'accesso al fondo è garantito alle famiglie che hanno una difficoltà economica in essere rilevante, che non riescono a far fronte alle spese quotidiane della famiglia o del sostentamento familiare, o comunque far fronte a dei finanziamenti che preventivamente si era accollata. L'accesso al fondo Adiconsum garantisce, una volta che viene accettata la pratica, garantisce la possibilità di elargire un finanziamento, un prestito a tassi minimi agevolati con la garanzia dell'associazione. Ad oggi la possibilità di finanziare non supera i 50.000 euro. E possono essere restituiti in 120 mesi, quindi in 10 anni, fino al 75° anno di età. Vi è un organo che vigila le domande, quindi che vaglia queste domande secondo dei criteri ben precisi che sono dettati dalla norma. Soprattutto la cosa fondamentale è che vi sia un evidente stato di sovraindebitamento, e che sia da parte dell'utente, che vi sia la possibilità di restituzione poi del finanziamento che viene elargito, che vi sia appunto un tetto, che il tetto non superi i 50.000 euro, e questi sono i criteri fondamentali, sine qua non. Ecco. Poi più la domanda è specifica e più vi sono elementi che che apportano questa domanda, più c'è la possibilità di poter accedere al fondo. Entro più o meno 40 giorni dal momento in cui viene istruita la pratica e richiesta al fondo, vi è la risposta da parte appunto del fondo antiusura. Parliamo ancora di questi rischi di indebitamento, perché voi ne avete diverse situazioni, diversi casi. Sì. Prima c'era un messaggio che era arrivato, vediamo se la regia me lo rimette in onda, che così lo leggiamo. Vi risulta che anche la bolletta dell'acqua ha avuto un aumento? Oddio, questo no.
ci sono ultimamente, allora vi sono delle fatture, delle bollette dell'acqua che sono un po' più elevate perché vi sono dei conguagli. Può essere anche che sia per questo motivo o comunque che vi siano stati dei rincari, però allora lì dipende dall'azienda. Se è un'azienda privata vi possono essere dei rincari, però di per sé questo non ci risulta. Quindi non risulta, va bene. Quindi tenere d'occhio energia elettrica e gas, l'acqua bisogna comunque risparmiarla perché in ogni caso sì, perché comunque è un bene, esatto. Esatto. Voi avete tra l'altro messo a disposizione delle persone un bellissimo libricino, un opuscolo, prima lo vedevamo scorrere, dove ci sono tanti suggerimenti molto dettagliati, non possiamo farli tutti in trasmissione perché sennò non finiremo più, però lo guardavo rapidamente e in modo particolare verso la fine fate anche delle valutazioni che prima vedevamo anche in onda su delle tabelle azzurre sulle possibilità di risparmio sugli acquisti, sulle telefonate, sulle RC auto, insomma alla fine vengono fuori che al mese, se uno è bravo e sta tutto attento, riesce a risparmiare un bel po' di soldi in un anno, un bel po' una bella cifra, vero? Sì, una bella cifra, però l'importante è riuscire appunto a essere accorti ai suggerimenti che diamo e effettivamente il risparmio c'è perché noi l'abbiamo appunto appurato, Quindi avete fatto, addirittura si arriverebbe è una serie di studi a oltre 4.000 euro. Oltre 4.000 euro, sì. Caspita, cioè veramente... Con dei piccoli accorgimenti quotidiani, Ecco, quindi sono piccole abitudini, cioè qua ne abbiamo fatto un po' una sommatoria, però piccole in realtà... abitudini, esatto, che insomma effettuate tutti i giorni, perpetrate tutti i giorni, ci aiutano poi veramente a risparmiare, lo si vede proprio anche sulle proprie tasche, nelle proprie tasche. Questo dà anche almeno un po' di soddisfazione tra le altre cose, che non è male. Ecco, ricordiamo un'altra cosa, per tutti i problemi, per aiutare, per trovare un aiuto, un supporto, c'è di Consum Veneto, io do anche il telefono, comunque c'è sempre dappertutto, 041 533 08 66 e la mail di consum.veneto@cisl.it col sito www.adiconsumveneto.org è il sito internet. Quali sono adesso in modo particolare i suggerimenti relativamente alle problematiche che vengono da voi a presentarvi? Che si sente ultimamente tantissime utenti si rivolgono a noi, ma penso a tutte le associazioni per quanto riguarda il problema delle bollette. Quindi gas, luce, anche i finanziamenti, problemi con dei finanziamenti. Ancora finanziamenti? Ma finanziamenti tipo mutuo casa oppure cose più... Beh, mutuo casa, ma soprattutto finanziamenti di tipo personale, prestiti di tipo personale e quindi che non riescono proprio, insomma ad oggi ci sono molti utenti che non riescono a far fronte alle spese. Uno magari ha contratto un finanziamento pensando di poterlo fare... Sì, di riuscire a far fronte alla spesa, insomma alla rata, e ad oggi con l'aumento del costo della vita non riesce proprio a far fronte. Il problema è che nel momento in cui non si riesce a far fronte e si saltano i pagamenti delle rate, si sa che si viene iscritti poi al CRIF e quindi nella possibilità poi in un futuro di poter magari avere la possibilità di sottoscrivere un finanziamento, un mutuo piuttosto che un prestito, questo viene negato finché uno rimane iscritto al CRIF. Questo è molto importante ricordarlo perché l'iscrizione viene comunicata, avviene d'ufficio, come avviene? Avviene d'ufficio. Avviene d'ufficio, per cui poi ci si deve inserire nel sito e controllare da quanto tempo io sono iscritto al CRIF e per quanto tempo ci rimango, perché una volta che io ho estinto il mio debito rimango iscritto per un periodo di tempo per quanto il debito è rimasto scoperto. Addirittura? Sì, purtroppo sì. Non è così semplice. Ma resta traccia poi di queste iscrizioni? No, e resta traccia per il periodo che non supera, esatto, dopodiché sparisce. Quindi non è che un domani, dopo 2 anni, uno ricade nella stessa situazione e comunque uno può vedere risalire che gli era già successo. No, no. Però l'importante è quello che noi suggeriamo è nel momento in cui si sottoscrive, si accede al credito,
cercate di essere molto accorti, lungimiranti soprattutto, e quindi il finanziamento deve essere effettuato e sottoscritto a seconda delle proprie possibilità. Non sottoscrivete un finanziamento con delle rate molto elevate, perché magari nel momento potreste farne fronte, però non sapete se nel futuro la stessa rata magari siete in grado di pagarla, e quindi piuttosto che rimanere scoperti dal pagamento della rata ed entrare a far parte dei famosi cattivi pagatori, effettuate dei finanziamenti, sottoscrivete dei finanziamenti magari che vengono spalmati in un arco di tempo molto più lungo, perché però hanno una rata molto più bassa. Questo è anche importante. Sì, perché insomma tante volte lo so, il finanziamento diventa un tasso più alto, sì. E quella è l'altra questione. Quindi a questo punto evitare in tutti i modi di contrarre finanziamenti se non strettamente indispensabili. Sì, strettamente, esatto. Sappiate che i prestiti personali, ad esempio, hanno un TAN e un TAG che sono molto più elevati rispetto a finanziamenti che sono sottoscritti e finalizzati all'acquisto di un bene, che hanno un TAN e un TAG molto più basso. Quindi acquistare un bene a rate costa, al fin dei conti, meno fra virgolette, rispetto che un finanziamento personale. Un prestito esatto. personale che di solito. A volte questa è una cosa anche importante da sapere. E comunque prima di firmare magari andare rivolgersi alle associazioni di consumatori che vi possono magari dare delle delucidazioni e che comunque hanno la riservatezza e tutto questo, perché tante persone poi pensano che la cosa viene... Ma infatti io dico sempre, non vergognatevi di rivolgervi alle associazioni per qualsiasi cosa possa essere capitata, perché molto spesso, ad esempio, anche delle persone anziane che vengono truffate da questi contratti al telefono piuttosto che a porta, si vergognano magari di dirlo anche ai propri figli, per cui i figli ne vengono a conoscenza nel momento in cui arrivano le fatture, piuttosto che magari arriva il prodotto a casa. Subito, esatto, non vergognatevi assolutamente, perché come succede a voi succede a tantissimi altri, può succedere anche a me. Quindi, nonostante tutto, nonostante tutta la pratica di lavoro. Assolutamente sì. Jacqueline Temporin, presidente di Adiconsum Venezia, vicepresidente di Adiconsum Veneto, la ringraziamo tantissimo. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie, veramente gentile. E ricordiamo che questo fa parte comunque di un progetto realizzato nell'ambito del programma della Regione del Veneto con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico di M18-2020. Informare è fondamentale, e quindi anche diffondere certe informazioni per poter cercare di star meglio e vivere poi più sereni. Buon proseguimento. Buona giornata.